a 14 anni facevo 1 chilometro in roda alta con la mansoia, perché sono st'altra che avevo un panino. A 14 anni non pensavo che scuola fare per fare un bel lavoro. A 14 anni avevo soltanto una roba per la testa. Non era quella si arrivava a 16 anni. A 14 anni aspettavo solo il motorino di mio fratello che ormai aveva la patente. Dai aria, puntata numero 2, elaborare motorini. Vai con la sigla! Sempre bene. E ritorniamo dentro dopo la sigla. Vai fantastico, fantastico. Il pubblico delle grandi occasioni. Stasera siamo ospitati da un punto di riferimento del Ponte San Nicolò, che è il Baracca. Altro applauso spontaneo. Gli applausi qua si spreca stasera, che avevamo il pubblico veramente delle grandi occasioni. Ospiti di stasera che avevamo Enrico alla mia destra e Filippo alla mia sinistra. Dopo vi altri dici che sei Enrico e Filippo, perché dopo mi smenticcherò ovviamente. Microfono davanti a bocca, chi sei Enrico? Te che sei sbagliato. Poi guarda che altro. No. E da dove sei Enrico? Mi so da Padova, precisamente a Volta Barosso. Volta Barosso, Vero, ridente seria. località di Padova. Non ride un caso a Volta Barosso, No. non ride nessuno. Ma niente. Prima provincia. Volta Barosso fa provincia, tra l'altro, sei più grande di Padova ormai. E ti invece, Filippo, dove vieni? Filippo, nativo Asiago, residente Padova, Albignase con Mandriola, in parte canale battaglia. Gatto il permesso del soggiorno? No, Non lo so. Quante nazionalità che 11. Non lo so. Asiago, Perché dopo... Asiago è una nazione-stato. Sì, Città-stato. città-stato, Esatto. infatti sui 7 comuni, Esatto. stato a 8 parte. anche, dipende. Sì, Sì. beh, che c'è anche i cimbris da voi, mettiamo dentro i sconti. i tedeschi? No, No. no tanto, no, vabbè. Allora, Enrico, che lavoro fatto? Beh, mi faccio il meccanico. Il meccanico. Ti invece, Filippo? Nel tempo libero vendo filtri dell'olio, filtri dell'aria, semiassi, coprisedì, Nel tempo bauli. libero. Dopo in realtà pilota, però non importa. Nel tempo libero perché del lavoro qua so fatto quando che non ti sei nel tempo libero. Filtro dell'olio. Filtri di olio. Sì, ricambi E la tua auto, specialità è punto Ducati. te sei specializzato in cosa? Specializzare aeroplani. Aeroplani? Sì, però normalmente filtri dell'olio. Vabbè, Storia particolare, ma non importa. vendo aeroplani, ma i filtri di olio rende di più ormai. Sì, del Ducato però. Esatto. Solo del Ducato. Sì, Ducato, Daily, Coagru. vabbè. Da quanto tempo sei che fai questo lavoro? Sei tocco? Dovevo si inventare ieri di fare sta roba. Beh, mi faccio il meccanico da quando che ho vita praticamente. Da sempre, da Sì. quei 7 anni. Fini la scuola, sono partito e in mezzo a smorza, sempre. Ok. Ti invece i filtri dell'olio. Sì, anche a me da un bel tocco. Sei un la mese. passione i filtri Sì, dell'olio? Un mese. Un Sì, mese? Sì, beh, sono esperto nel Te meccanico. sei longevo nei filtri, nel settore filtri dell'olio. Cosa vuoi fare da piccolo? Ti vuoi mia fare il meccanico? Dimmi che ti vuoi fare il meccanico. Ma da Sì. piccolo chi sei che sa cosa che vuoi fare? Mi volevo fare il papa. Vedi? Cioè, mica ero piccolo e volevo fare il papa. No. Ma ti te credi che scherza? No, ma davvero? Mi Mesia mi aveva messo in testa che dovevo diventare papa, mi ero convinto che sarei diventare il papa. Ma perché ogni domenica vedevo sto qua pieno di oro, pieno di vestiti, roba, tutta la gente che ascoltavo e voglio fare che mica il lavoro è. Insomma, mi pare la mia, ma è. Ti invece cosa ho dovuto fare, Filippo, da piccolo? Sincero? Beccaro. È il beccaro? Sì, beccaro. E invece ti è toccato andare a vendere filtri del Ducato. Esatto, non so perché. È il destino se beffardo delle volte. E anche un fiaca rogna. Allora,
Tacchemo con è a puntata vera, adesso che vedremo con Osu e a gente vi inquadra per fermare a strada dicendo quello vende filtri del Ducato. E sarà dura però, arrivare a fine con queste premesse qua, la vedo dura. Allora, faccio un piccolo disclaimer perché stasera parliamo di una roba un fiat particolare, che è elaborare motorini. Che dici, cosa sarà mai? Se illegale. Ragazzi, lo sappiamo tutti, se è una roba che non si può fare, a legge non lo consente, e il motoring ha da essere, come che viene fuori, omologato, dici di sì? Sì. Sì, bravo, si dice sì. E quindi noi altri vogliamo fare un piccolo disclaimer per dire non siamo di incentivare l'illegalità, ma siamo solo di fare un piccolo remember di quello che sono stati i bei tempi di una roba che ha fatto tanta storia di gioventù degli anni 2000 e 90. Perché mi arrivo dagli anni 80. Dagli anni 80 e Arrivo dagli anni 90. 80, esatto. Gli altri che hanno vissuto il film degli anni 90 riportare nei primi anni 2000. Vabbè. Sicuramente è diverso gli anni 80 dagli anni 90 e 2000, però dopo entriamo nel specifico. E era un bel passatempo san, diciamo quello di lavorare motorini, ma san fino a un certo punto perché insomma che c'era anche tante mae grazie dentro, diciamo così. Perché a un certo punto diventa una malattia. Diventa una malattia, sì, è una droga. Praticamente ti te pensi 24 ore come mettere in mano su sta roba. Cioè, te vai in letto, te si dio pensare a carburatori termici. Che cazzo è getto Ma voi sì, da sta mettere? roba non l'avevo neanche in testa, pensavo solo ai motorini. Sì. Vespa, basta. Figa niente. No, niente. Vespa. Dai. No, mi pare strano, però vi dico la verità, come che ho fatto nel cappello introduttivo, a 14 anni non te puoi pensare a certe robe, è il motorise la roba principale. Prima roba. Pensa quando che te abiti in campagna o semi-città, perché io, cioè, Asiago. Massimo sì, te il Asiago coltivatore a 14 anni. Sì, sei ancora dentro le mura di Padova. Asiago, sì, esatto. Sì, oltre a essere vicino all'Islanda, le tacca a Sì, Padova. esatto. Vabbè, insomma, allora, modificare sì, illegale, però noi altri parliamo di roba che si usava solo che per campi, esatto. pista, Sì, uso strada pista. mai vista. Infatti a legge dice che ti te puoi farlo, ma te che stare dentro a tua proprietà privata No. o dentro una pista. E a legge dice che te puoi farlo, ma se te brinchiamo per strada te incuemo. Se consentito in contesti privati. Che ho studiato perché che santo internet che mi ha messo al corrente che se te fai capire e il codice della strada ti ferma, perché 413 euro e 1600 euro e anche a confisca del meso. Ecco, tra l'altro non avevamo studiato. non avevi studiato, No. non sapevi cosa che avevi rischiato. Incoscienti e felici. Sempre. Beh, quella è la roba principale, incoscienza fino in fondo. Da inizio Allora, a fine. qua, per fare tutto un riassunto subito su una parola sola, la prima parola che mi è venuta in mente è prestazione. È la prima, è la parola giusta, prestazione. Non dici niente perché Sì, ora- prestazione però soprattutto rumore. casino. Sì, insieme, perché rumore, prestazione, sta altri non capisce quando cos'è prestazione, se te fai tanto rumore pensa a prestazione. Aspetta, gli dice, le di arrivare, io sento Esatto. casino, è quello che ha. Sedesi. È il che il rumore tipico della proma metallico. Sì, io lo conosco. Esatto. È così E che tu pensa funziona. che fa tempo a fare tutto sto ragionamento per quante prestazioni che ha il motorino. Infatti. Infatti, la prima elaborazione che te fai è Sbusare a marmita. È il primo lavoro se ciappare a Ponta del Trapano. È a Ponta del Trapano e il busetto sa marmita per fare l'arrivo. Sì, o correre col covettore e basta. Senza scarico. Un tubo e via. Proprio si contenta una settimana, a i salvare timpani te la- odia. Esatto. Sì, però è il rischio che ti ferma, che se a quel punto perché ti dici se arriva il Mona che fa casino, lo fermiamo subito. Fate qua il coglione. Sì, ma anche dopo. Subito e anche Sì, dopo sì, fermiamo sì. sempre, ogni volta. Insomma, mica ho trovato questa parola chiave che è prestazione, però dopo che ne ho trovato che è do limiti. Uno è uso e che altro è skate. E do parole chiave, oltre a prestazione è uso e skate. Uso perché cosa dopo ritorno a fare un motorino elaborato se dopo non ti puoi correre per la strada legalmente. Sì, lo sapevamo, te correvi lo stesso. Però, insomma, a scaga che era, insomma, te veniva un fiato e dici, o no? No, perché è là che nasce il vero trucco. Ti tegamo elaborare il motorino per scampare più veloce. E qua andiamo sul penale, subito. Questo se penale, te lo sai che va a finire male. Cioè, No, mi affidavo tutto quanto che avevo a bandinea con la chiave. Se mi fermava, non avevo le chiavi da bandinea. Quindi non si vedeva il motore a posto, fine.
Secondo me questo era sufficiente questa- a scampare. Secondo te? Sì, Perché ma poi secondo la faccia bravottoso, mi fermava, buongiorno, come va? Tutto Sì, quanto e vai posto. contenti. Mega fermata tante tu volte. paga lavoro fai o puoi vedere se magari tu si fiava un delinquente? Che No, robe ha? no, mai. No, niente. Pareva un bravotoso, che volevo ionti, ma pareva un bravotoso. È perfetto per camuffare la roba. Esatto. Però come che ti metti in moto e ti parti in pena, voglio dire, No, i partivo- vede che ti si ti No, pianeo. piano. Sempre pianeo. Se riparte Sì. piano, Sì. casco, Esatto. tutto in regola, cintura, Esatto. no, cintura no, così. Comunque far finta di non avere a Ciave da bandinea se peso de scusi signore ho comprato così. Ma no, siccome... effettivamente. Che ti ho fatto i compiti. Mi state smettere a guardare a casa. Stessa roba, uguale. E se che scusa che non tieni, se sa che ne tieni. Però Come che, funziona. come che siete fermati euro in Nogana Ciave che avesse 500 franchi per versare e a bandinea del ciao, insomma, se sa. Comunque, quando che si parla di prestazione, che è la parola chiave, mi penso subito a due robe, accelerazione e velocità. Perché è quello che ti interessa. Correre forte e arrivare a correre forte il prima possibile. O mi sbaglio? Corretto, completamente. Correttissimo. Diciamo che a 14 anni non te che veramente sta percezione qua, perché No. mi ricordo che te sentivi il motorino che si imbainava dei giri, ora ti pareva di andare forte, ma in realtà te ieri a 20 ora E soprattutto no, Sì che- non te che avevi un confronto. Cioè adesso che ho una moto, monto su Vespa e elabora ciò, esempio. Sì, ma te entri su a YouTube. 7 anni che vuoi il paragone con andare a piedi o con una bicicletta. Andare via con 130 mi pareva e non dava un cazzo. Sto volando. E invece no. Sì, ma guarda invece che no. adesso te entri su YouTube, ti guardi un video, quanto va sta Vespa? Il Cazzo. video dura 3 secondi, da 0 a 100, beh, guarda che mischia, ma una volta. Sì. Chi che lo sapeva? Ti pareva Nessuno. che andava più forte del giorno del prima? Sì, sì, sì. Sì, ritorno al futuro, te tornavi nel 1955. Allora, beh, insomma, è a sé, sì, finalizza a correre forte, però se ti arrivi a avere espunto su tutti gli altri che ti da Ciavaghi a strada, insomma, se sarà una gran soddisfazione, penso, no? Sì, Cioè, perché le gare parte sempre tutte al semaforo. De mattina andando a scuola. ecco, Mattina andando a scuola. Esatto. Chi che arriva prima al passaggio a livello, prima del semaforo, vince. ok, però l'elaborazione, diciamo, fatta bene, e non so cosa voglia dire fatta bene, perché dopo che ne parliamo e mi spieghi altri, perché mi studio, ma non capisco un caso, è la roba principale quando che si devo valutare come fare la tua elaborazione, penso che sia che budget che ho, perché non sai che te puoi spendere 8.000 euro per elaborare un SID a merda. Mi pare effettivamente esagerato. Dipende. Perché Come dipende? Perché ero al manco Mico e Vespe. Su un'epoca che delle Vespe non c'aveva niente a nessuno. E ora ti tocchi trovavi delle robe. Noi avevamo un fornitore che non era tipo motoricambi, ste robe qua, era un vecchio che si chiamava Xillo. Andavamo da sto qua. Io chiamavo, che aveva la mandibola ai vanti. no, Io chiamavo no. Maxillo. Ma abbiamo scoperto perché andammo in Vespa a trovare gente che vende tocchi di Roiana vecchia. Trovammo sto vecchio che aveva cassette da frutta con carburatori, tocchi dentro. Che abbiamo suonato, questo si venne fuori e mi dava i tocchi dai cassette e da là che abbiamo fatto con 50 euro che ho fatto un motore che aveva speso 300 euro perché questo buttava via tutto. Quindi parliamo, sa che era l'euro, quindi anni 2000. Sì, beh, sono del 94, per cui parliamo vabbè, 2003, sei giovine. 12, 10. Ok, vabbè. Zopparei. Se parla insomma dei tempi recenti, tutto Sì, sommato, sì, sì. sì, Te che mo ieri a elaborare o che continua? Ah? Te che mo o che continua? Non andavo a scuola ancora. No, ma Cioè, che ieri ero iscritto. andavo, Sì, ma sì. non davo. No, non tanto. Poco. Che scuola che ti ho fatto, scusa? Quale? Cioè, Quante scuole che ti ho fatto, più che altro? superiori 3. 3? 3. Ma scusa, ma sei- te che hai fatto i 5 anni su ognuna delle 3 scuole? No! un pochi da parte, un pochi Vabbè, da perché parte. ho geometra, istituto aeronautico, lingue. Un altro aeronautico qua. Tutto portato su. Per andare a vendere i filtri del Ducato, 3 scuole. Esatto. Ma che finia una delle 3 qua? alla fine? Tutte e 3. Tutte e 3. No, una è Cioè, te basta. che finivi gli anni di ogni Esatto, una. mega in cui 2 volte, una volta no. Ok. Cioè, vabbè, insomma. Nessuno. Ti cosa che ti ho fatto invece? Mica ho Enrico? fatto il Marconi, termotecnica, perché gli era l'indirizzo in mega aveva detto che era quello più facile. E alla fine che avevo fatta? E invece? E non so neanche come che sia fatta una caldaia, come che sia venuto un filtro.
e qua si vede l'importanza dell'istruzione in Italia. E ti manda a scuola se la prima che si tacca a casa o che pare meglio ai genitori. E ora, A te non te ne ecciava un cazzo e alla fine... no, non me ne pensavo un cazzo, però se posso spezzare una lancia a Spesso favore che è una gamba. di sta scuola, all'epoca ero in quinta superiore, in quarta, così si facevano ancora i laboratori, sì che cascavo il motorino andando a scuola e il professore mi faceva portare a marmita che avevo piegato. Padrisalla. Sì, Padrisalla che aveva il caneo, che era tutto, grandioso. per me era una favola. E questo qua si vede l'intraprendenza Sì. del corpo docente, no? Capito? Che sei No, perché solidale. vedeva sti desperai detto a te. Che braga Come fai a sbregai, tornare a casa? che sto braga sbregai, ma col motorino lucido. Tutti i macai pieni di croste sui ginocchi, cascai, no? Vabbè. E che facevi il peccato? Che facevo peccato, Sì, sì, che facevo peccato. peccato. A quanti anni sei che avevi a elaborare? Quanti anni che avevi? L'età della ragione. 13. 13, sì. Sì, mi 14 Sì. più o meno, appena c'è il patentino. Ma lo facevi da soli o con altri drogati come vi altri? No, Drogati di all'inizio- sta roba intendo. All'inizio da solo. Dopo che ho trovato qualche altro ebete, però facevo comunque mista, altri guardava. Ma non ho fatto bene, facevo. Cioè, te che Dopo- provavi? in poche parole? Sì, come non importa, io meglio. Ah, No. perché te lo conoscevi io? No, purtroppo. Io meglio te dico però. Ma sicuro però. È sicuro? Sì, anche a vedere i lavori che fa adesso ti assicuro che lavorava meglio anche all'epoca. Anche all'epoca. In confronto a me, di sicuro, guarda. No, e ora se posso dire... No, non è vero perché a 14 anni io ero un coglione, non sapevo niente di scooter. Io era le prime esperienze mie che avevo io tre assieme a papà e mi mettevo là a provare. Ma perché? Perché avevo una compagnia di scappai di casa che aveva tutti questi motorai parecchiai. Mica avevo ereditato sto Liberty da me nonno. Cosa sei che ti avevi elaborato? Un Piaggio, no, non che avevo elaborato, Ah, avevo eredità, eredità. Un Piaggio Liberty da me nonno che non parava Che più. cazzo sei il Piaggio Liberty? Il Piaggio Ma- Liberty è una sorta di antagonista dello Scarabeo, dell'Aprilia Scarabeo. Aspetta, se non devo Quello che parlare è di figo. scooter? Sì, parliamo di scooter Ah, ok. perché mi 14 anni più o meno circa, sarà stato il 2009, 2010, così. Più anni là, forse anche più avanti. Dopo mi sono portato via fino al 2013 sti scooterei. Ho capito. E invece motorini di ferro, roba tipo sì, ciao, bravo. Guarda, e la mia roba prima così. esperienza è Roba l'amore. L'amore proprio. È nato perché mio nonno, sempre stesso nonno che aveva Liberty. Trono che avevo concessionario dei No, motorini. mio nonno che aveva un orto Orto. in mezzo a dei campi. E No, che aveva- no, l'orto è No, carburante. no, un orto dove che andava alle 5 di mattina a tirare su le piante. E là, su sto orto, mi ricordo che io ero attaccato a casa mia, mi andavo in bicicletta perché sapevo che io mi faceva provare il sì che parava mia mamma quando che io era bozza e mi scavezzavo questo sì, era bellissimo. Sì, infatti, Sto sicuro sì dove blu, ti apprendi qua sei a sbregare, bellissimo. l'arte della sopravvivenza proprio. Cioè, Tacci, che avevo Califo a marce, 3 marce, rosso fiammante, rosso Ferrari. E il mio Califo era su e sopra i fossi col Califo. e ieri il capo della piazza. Era roba più bella, su e su dai fossi, i fossi secchi ovviamente, cioè, è chiaro, no con l'acqua. Delle volte sono anche cascai in mezzo a intrighe, però sai che i inconvenienti del mestiere. De chi che osa. Esatto, bravo. Osare forse è la roba migliore, te provavi. Sì. Se te sei ancora vivo vuol dire te prova bene. Esatto, mi posavo soprattutto a Vespa per terra. Ti invece che motorati che ti ho messo in mano? Mi Vespe. Vespe Cioè, principalmente. l'amore ZK in campagna da un mio amico a Ferrara, a Salvatonica, paese conosciuto. Salvatonica. Salvatonica, paese del ferrarese conosciuto soprattutto per i bordelli che era una volta. Vabbè. Vabbè. E su sto paese questo che aveva un Ape Cross e una Vespa 50L e un Honda PX, che sono un motorino da merda. Sono da là un weekend, sei a te, vengo a casa tua, ti Sì. invito, che mi ho corso un weekend con queste Vespe, che mi ho lanciato l'ape dentro su una serra piena di meoni, robe così. E da là basta, mi è partito l'amore, sono tornato a casa, rotto i coglioni, un pasto, me nonno esame terza media, mi comprare Vespa, però che ho usato anni nei campi dopo per strada. E da quindi là... Vespa primo amore. Esatto, Primo Vespa amore, sempre. Vabbè. Allora, parliamo adesso, entriamo nel vivo de cosa che si vuol dire elaborare. Parliamo de tocchi. Ah, tiga tocchi. No, e se gli elaboratori da mestre qui là. Cosa vuol dire mettere ma so una elaborazione?
se parla dei 3 componenti principali, perché poi prima fuori onda che abbiamo fatto un piccolo excursus su cosa che se mette che, ma 3 componenti principali, mica non individuato 3, dopo che neanche di più ovviamente, se puoi parlare anche di altre robe. Beh, ora i 3 componenti ise in comune sia con i Vespe che con i scooter. Sì. Quindi se puoi parlare. Ise cilindro, Sì. aspirazione e scarico. Perché ne Vespe? Aspetta. Disi? Perché ti hai fatto gne? Perché il discorso è che su aspirazione sulle Vespe non c'entra un cazzo. Beh, Bisogna fare cilindro, Vedi, scarico e rapporti. Perché che aspetta, il cambio? qua- Perché che il cambio? aspetta, piano. Qua che vuoi è una diatriba. Sì. Qua che vuoi è l'esperto. Passiamo il microfono un attimo, che fa il pubblico l'esperto. Che mi pare che si chiama Alex. Se no, Para mí, queda corazón a Enrico. Visto con Enrico. te stai con Enrico. Quindi aspirazione. Aspiración. Perché? Porque es que lo mía Vespa no no, non te puoi dirlo così brutalmente. A Vespa non vai a un cazzo. Non te puoi. Te fa cagare le Vespe per quello. Sì, no, fa cagare. vabbè, insomma. Che se tanta roba anche là. Secondo me sono motorini che c'è più roba da che poi metteremo. Vabbè, sì, questo è un concetto. Sì. Secondo me manco. Potremmo dire che è il pacificatore che si Il è appena pacificatore messo in mezzo è per da tirare fruttarolo. una zappa sulla schiena subito. Però per dire la verità, che avevo individuato vabbè, gruppo termico, marmita e carburatore. L'ho detto così, perché così Perfetto. parliamo di queste 3 robe qua, così no. Vai. No, ok, vabbè. Gruppo termico, cos'è il gruppo termico? Perché alla fine il cilindro, pistone e testata se puoi ciappare e mettere accia, ma è Gruppo termico. gruppo termico. Boh. Che te impinisse bene a bocca. Cosa hai fatto ti a Vespa tua? Gruppo termico. È gruppo termico. e a marmita, GT. detto anche comunemente scarico, o anche cosa si Pignatea. appegnata, esatto, se Vespa sei Perché appegnata. c'è Vespa c'è proprio una pignata. Pegnata o siluro Sì, lui, E o serpentone. dipende il modello, esatto, il tipo di scarico come che l'hai fatto. Esatto. do tempi espansione. Espansione. 4 tempi. no. Piano con le bombe, non qua. è niente. Piano con le bombe, perché dopo entriamo anche nell'ingranaggio di che roba, perché Nel sennò tecnico. esatto. E ultima roba è il carburatore, che non fa parte del gruppo termico, perché Perché l'è freddo. No, esatto. No, freddo. perché non c'entra. Perché che sia benzina dentro, Che sia sta benzina, che sia aria e benzina dentro il carburatore. Se è termico, sei un casino. Siamo Dio parlare a un pubblico che magari conosce la roba, ma siamo anche a Dio parlare a mia mamma, che probabilmente ascolterà sta roba qua per sentire se bestemmo. Quindi attente. Mia mamma non sa cosa che sia un gruppo termico, bisogna spiegare bene cosa sia un gruppo termico. E lei è un tocco di ghisa Ah. o di alluminio. Bene, Sbusai due in materiali. mezzo. Dopo, due categorie, a liquido o ad aria. Se sei a liquido, che camicia dentro. Una seconda parete dove che passa il liquido. Se sei aria, che tutta è la me. Oh, è pignolo cazzo. E dentro sto cilindro che sei un piston. Bravo. Con le fasse. Cosa Fasse fa il elastiche. pistone? E il piston va su e su. È Come su pelle e del su. ciccio. Come pelle del ciccio. Ah, il va su e su. Ma come piace i motorini? E il Dio? va su e su. E poi spinge. No, e brucia il carburante che che fa arrivare dentro col carburatore. Bravo. E il carburatore praticamente è un miscelatore di aria e benzina. Ok? Esattamente. E E- misea in e questo caso. Perché benzina, siamo di sì, parlare carburante, dei due diciamo tempi. Esatto. In questo caso siamo di parlare dei due tempi. Due tempi se hanno un carburante che se una misea di benzina e olio. Olio. Che però nel carburatore si chiama miscela lo stesso perché si miscela Con l'aria. Quindi Sì, la miscela miscela di aria e miscela. E miscela, esatto. Misea, misea. Una doppia misea. Esatto. Esatto. Tanta misea. Brusa. E dà e a spinta al piston va su e su. Pa un miracolo, diciamo No, così. pa' un miracolo, perché che sei un albero motore, che Che si sei chiama Talasi. l'albero motore. Esatto. Che sei l'albero motore che fa andare su e su sto piston, e il piston quando che arriva quasi in alto, che sei una candela Sì. Che scintilla che scintilla e impissa e e sulla testata del motore volevo arrivare là. fa contatto, Tatto. e fa contatto, Sono venuto a casa poi una vacca, muore. andava ben così. E dopo che abbiamo, diciamo Abbiamo così, spiegato veramente tanto. esatto, va fuori i empirico. fumi e Va fuori i fumi dall'espansione. esatto, e io dove vai passi per andare fuori La marmita. la marmita. E qua che abbiamo il terzo componente. E qua che marmita. abbiamo fumo da scarico. Esatto, fumo di scarico. Fumo a scarico perché do tempi olio che finisce in camera di combustione dentro Fumo il gruppo blu. termico, fumo blu.
Fumo blu. Ed è il fumo più o meno blu-bianco, così a seconda di quanto olio che te butta Sì. dentro, ste fai olio di sdotto, per Esatto. esempio. E se come tagliare? Per essere sicuri, Panno grip. schei, tanti Esatto. pochi schei. Elaborazione fatta, spesa, cosa fai? Mi sa magra? Ti fai più grassa, no, te per fai essere grassa, sicuro. per mezzo. E il va de manco, ma non è che devo mandare i schei da un nuovo nonno Esatto. per comprare un altro termico. Posso dire una roba adesso? Mi non so se Vespe, perché sono veramente ignorante se Vespe, ma sui scooter, chi che aveva fatto l'elaborazione, se teneva il misseatore, io ero un coglione. Io te la per tutti, il misseatore. Guarda che mi sguardavo a Vespa prima di partire a serbattere. sui scooter poi il toccavi. misseatore, Dio. Su scooter se cavava il misseatore, ste Via arrivavi tutto. scoia col motorin 70, con la marmita No. e il misseatore. No, Scusa, no. adesso non voglio esiste. dire, Mi serve però, il 5. scusa che hai fatto te, quante femmine che era? Do. E a Bidea. preside e a segretaria praticamente. E a bidea. Cioè, Abidea. e adesso a tua quante che ne era? No, che ne era un fiato. Sì, anche Perché il liceo linguistico pieno di tosette. Però Ma te arrivare col motorì elaborare al liceo linguistico. niente. Brufoi, testosterone. Che ti spulsi da Miscea che se in boa da Drio sua giacca. Cioè, lo stesso non. No. su No, qualche- no, non no, funziona. niente. No, Su no, istituti no. tecnici invece te cookies e te arrivi Andava scoia col bene motorin fin via impanato. Manzoni che era un Marconi, dopo basta. Basta. Finiva festa. Fine. Allora, gruppo termico. Dopo che c'è anche altre robe che si può mettere che trasmissione, albero motore, altre robe. No, però il problema è che la bisogna mettere che man. Cioè, Tico, te parti col gruppo termico, dopo tutto il resto non caga nessuno perché tanto mica cavai. Ma se non te che è un contorno adeguato, te che è fatto come snettarsi il culo con merda. non serve. No, Praticamente- perché cavai su una trasmissione del 50 che il motore ha 24.258 giri. Motorino che va a 50 ore. Vabbè, insomma. se robe che... E se robe cosa ho avuto? che cosa ho avuto? Allora, qua siamo già al tempo della prima rubrica. Però per la prima rubrica vi domando di essere veramente concisi. Quindi, per essere concisi, vi faccio delle domande e vi altri dovete annuire o approvare. Oppure il diniego. Questa roba annuire e provare. No, annuire vuol dire approvare vuol dire Ah, ok. disapprovare vuol dire Possiamo provare. fa una prova? Ok, che sei. Allora, rubrica parliamo dei gruppi termici. Vi faccio pochi dei nomi, delle marche, de roba. Vi altri guardatevi oggi, potete comunque approvare o disapprovare, oppure anche annuire, come dire sì, vabbè. Allora, primo, Malossi, Polini, Top Performance. Sei un disaccordo. guarda. Disaccordo. DR. Stage 6. Pinasco. Vabbè, ho capito. Ho capito. Passiamo alle marmite. Stessa storia. Vai. Gianelli. Leo Vinci. Non so. Top Performance. Ma. Yasuni. Non conosco. Stage 6. RMS. Proma. Dio. Che ha fatto- Amore. Amore. Amore a prima suono proprio. A primo. Che rumore da pegnata metallica. Come te battessi sulla teccia quando si tirare sì, fuori pasta che si ancora nel attacca. cuore. Sempre nel cuore. Che roba. Tecce. Sì, ma so ste motore. A prova tua mai fatto fuoco, padre. E a mia ho E fatto. ora, no, finché gottogno il tubetto. Dopo gottagliassi. Te che cavavi il scienziatore o a sabito? No, che avevo a proma qui a dritta. Ah, Sempre sulla Vespa. Tubetto dritto, tubo ti dritto. tagliavi, curvetta e basta. Beh, sì, perché marmite con scienziatore esiste, voglio dire, anche se... Proma per Vespa no, però. Era Quella senza. per Vespa no. Senza senziatore. Scusa, domanda a margine, ma sulla Vespa solo pegnate oppure anche a qualcos'altro? Che robe Anche altra da roba? skate, artigianai. Mi ricordo che era a Zirri Silent che veniva fuori da lato. Pareva scarico sotto porta di un furgone. Stupenda. Ottimo, diria. Rumore meraviglioso. Cioè, ma ti conviene continuare a vendere i filtri, secondo me, del Ducato.
Allora, passiamo ai carburatori, perché sennò non si completa. Gruppi termici, marmite e carburatori. Qua ve voglio pronti e reattivi. Carburatori se verso il mondo. Vai. Dell'orto. Si Quanto partito lungo bene. sto? No, perché ti si partito bene. Perché sono partito Da, bene. sì, si è partito da Drio. Micuni. Sì. Micuni va la piatta. Intendi. Questo non so neanche come che se legge, te lo giuro. Kane. 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 Ma è meglio. Uff. Stage 6. Ah, butta via tutto. Scusate. Polini. Siamo di parlare carburatori, No, Ma vai. Oh. Vai. Qua che ne ho uno che non ho mai sentito, che ho trovato Vai. su internet. Coso. Coso? Ehi, coso? Ma guida Amazon. Coso? Ehi, che senso Amazon? Butta via tutto. Vabbè, ma ti arriva su un giorno però. E ho visto anche su AliExpress comunque. Appunto. Quindi butta via tutto. E Malossi. che ne sarebbe da dire? Ma Se verso un bel mondo, effettivamente. MHR. Potremmo fare un podcast solo sui Solo sui carburatori. se ma ossi. Sì, Malossi. Vabbè, chiudemo sta rubrica perché ho capito che sì, Se sappiamo craniate, trompia. Se sappiamo craniare, sì, per forza. Allora, piccola, diciamo, digressione perché insomma, sulle rubriche si potrebbe fare tantissime. Vai. Però, sì, che ne sarà anche dopo. Però la domanda che mi viene in mente è dove sei che vi mettevi per elaborare casa? Perché uno dice garaie, go il sese davanti a casa e da Drio go una officina, una roba. Dove, perché non tutti gasti mesi, capito? No, è vero, non tutti hanno ste fortune. Parti no. te, Filippo, perché... Vai, diversi po'. Allora, se ero da me papà, che avevamo una casa in campagna e mi mettevo sotto un mandorlo, anche poi. Sì, ma In parte a una toia de Piera che posavo tutte robe insieme, messe mai comunque, e elaboravo ma il punto qui era andare fin sui colli da dove che abitavo a Padova per elaborare. Se te avevi fatto un lavoro di merda, stavi là. non ti Se tornavi no, basta, fine, te abitavi là. Se no, alternativa. Per cosa te che trasferivo da Asiago a Ferrara? Sì, perché spaccava Ogni Vespa, volta spaccavi la ogni Vespa da una volta parte, cambiavi si cambiava a posto. casa a casa sua. Forza. Garaia. È il garage. Sì, Tiravo. però se te sei in condominio mettete a elaborare in garage è un casino perché te sei i condomini, rompi i coglioni. Beh, pasta altri bambino. Ah, bastardi, sì, ovvio che ti sei su a Sala Cinesca di Sì, mi ero dentro, impissavo a Vespa, carburavo dentro col garaia sarà. Ottimo. Sì, esatto. La camera a gas praticamente. Esatto. Esatto. E invece prove su strada dove sei che si faceva? Beh, però verso strada... se puoi dire. Se puoi dire, vabbè, dai, sei passati 10 anni No, all'Interporto. se si passa a 20 ti puoi dirlo perché sei in prescrizione. Sì, dito. Sì, secondo me sì. Vabbè, dai, fermo Sì, conto dai, che si se passa a passa 20. 20 sì, sarà passare 20 anni. Passo da Cingoina. Passo della Cingoina. Galzignà. Dove che cos'è il bestio insieme? Galzignà, passo da Cingoina. E Indrio. Ma perché salite e discese ti aiuta? Saita, te senti cambio di altezza, cambio di pressione. Sì, non so che ti sia a 2500 metri, vuol dire, dai, cambio di pressione della Vespa, no depressione atmosferica, Depressione no, dei mia, gomme. la tua, del sangue. Esatto. No, gli altri disegno all'Interporto. Cioè, se si cattava all'Interporto. Classico del Padova. padasse farsi ciavare da Bravissimo. dai- E infatti, la Noa. e là, sì, ogni tanto arrivava, ti tirava le lecce, però all'Interporto era una bella scuola. Sì. Ma avevo mai trovato uno che appressava quando che veniva a fermare? Perché sì, io mai sta a fermare a proposito. Sì. Sì, ma Sì. se tu vuoi fare un podcast, non so quante volte sei Quante volte che veniva a fermare? Ma sì, avevi mai trovato qualcuno che apprezzava il lavoro ben fatto? Perché è un bel... Sì. bel meso. No. No. Ma a me mi è capitato. Mai... A Vissim Andriola, me lo ricordo, poliziotto, capelli rossi, da solo, in moto, mi ha fermato. Beh, E ti ha fermato dopo quanti Bravo. chilometri? Che te correva Drio? no, era fermo là, Ah, ferma. pacifico, mi ha fermato. Beh, Vespa, è vendito? No. Peccato, e sono da via. Né documenti né niente. 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 E che aveva capito che... E aveva capito che poteva averla con poco comunque. Esatto, Se il voleva. esatto. Te che hai fatto pecca. No, ma sempre con la tecnica del bravo Toso e a Ciave del prima, sempre quello. Sempre qui. Adesso la mia domanda è stupida, però è a bandinea della Vespa, che Sì. il lucchetto, ma che sembra qui a farfalla. No, sì, ma che se modifica RMS.
faceva il blocchetto con la chiave, prima roba che ho comprato prima di fare il motore. Ah, in modo da salare su tutto. Esatto. Ah, poi ti acciava a bandinea del solito. Esatto, per quello te compri Esattamente. RMS che ha fatto per quello, no? Poi i tosetti di 7 anni che nasconde il motore. Esatto, sì, per non farsi ciavare i tocchi. Esatto. A parte che te che dai una peata a livello. Esatto, Cioè, te tiri tutta via. Vespa, no? Bandinea. Sì, te tiri via. Esatto. Sì, no, una peata al blocco a sterzo te porti via il mese, voglio dire. Finché Non è te che vuoi vuoi. tanto. Ma sì. meno come vuoi il blocco Sì, stesso. dopo non si bestemmia funzionava. perché ti dici dove avevi messa. No, mi agacciava. No, ma sai che invece a me una volta mi ha fermato con scooter e mi fermo e mi dice documenti verso a Sea, era meno sotto a Sea, all'epoca io ero bozza e facevo l'animatore al Grest e il poliziotto che ha visto è il cappello del Grest e mi ha detto ma ti te fai il Grest là? Sì. Dai va via che domani mattina mi fiate a porta alle 9. Ha fatto tanto ridere, mi è andato tanto. Quindi del consigliamo culo. di avere un cappello Sì. del Grest dentro il bauletto. Non della importa se macchina te sia anche. animatore del Sempre, Grest, sempre. ma avere il cappello del Grest è importante. Io metteria sulla cappelliera della macchina a sto punto un bel cappetto del Grest. Sì. Ah, ma in macchina Radio Maria sempre, qui ti ferma Radio Maria. A Byton. A Byton a Cassea. So Dio fare, A Cassea. scusa, finisco l'Ave Maria dopo vedevo i documenti. I documenti glieli dai infastidito perché ti ieri Dio dire l'Ave Maria. Ah, ottimo direi. Secondo me è la prima roba che fa, guardate bene i documenti che si dice ascoltare Radio Maria. E ti arrivi imbriaco marcio. Sì. Col cappello del Grest in testa, che così pensa che te vai anche a guardare i bocce a beretta. E dopo ascoltando Radio Maria basta. Sì, te che è un fiaco e poi incantramare i muri. Però magari te che hai bevuto 12 Jack. Però si andare al Grest, capito? Fa la differenza. E quando che facevi le vostre prove sì, in zona industriale, su per i monti, così, chi era Tose che guardava, mi domando sempre se chi era Tose, perché scuola non che ne era. No, hai scusa che ne imparai- era do intanto. Do. E do comunque viene buone sempre. Si butta via Cioè, niente. perché dopo 14 anni sì, bel motorino, ma te che sei posti cosa fate? Una doperito? Ti te porti l'amico del solito. Sì, perché guarda Sì, ovvio. sì, sì, sì. Ovvio. Però a guardare prove, fra virgolette, o guardare che elaboravano, che era cioè, io faccio perché dopo arriva un punto cruciale e poi domande. Perché, figa. Sì, infatti, Sì, perché, alla fine la gente esatto, motori, quindi un sacco di figa, Skype va. per niente praticamente. La gente vuole sentire che parliamo del figa. No, e ora esatto. parliamo del No, figa. stiamo parlando, io parlare motorini, bisogna parlare motorini. Scusate, metto via il esatto. microfono. Se no, cosa No, però se vuoi parlare del figa, c'è un connubio, c'è Sì. un connubio tra le due cose, perché te potevi parezzare il motorino quanto che te volevi, ma quando andavi al parchetto a sera che era tosatea che ti piaceva, non era impennate. beh, Non era il scooter parezzate, ti arrivavi con l'impennata per fare il beo. Te che dicevi, monta su 20 all'ora, 30 all'ora, 50 all'ora, te tiravi una staccata al limite, te sua schina e così te sentivi se era buona e te potevi continuare la reazione. vabbè, qua- saremo il podcast, via, andiamo a casa tutti, abbiamo capito come che si fa. Quindi buttè via i cilindri, i gruppi termici, maggiorai i freni, i dischi flottanti tutta la vita. Evviva! Non vedo mano Iaga, però la domanda era scontata, insomma. Dà più soddisfazione elaborare motorini, scooter, vespe, perché abbiamo capito, io e vespe e ti i scooter, e non che si Iaga. Però Neanche da parlare. l'elaborazione vuoi anche il contorno dopo, perché prima segno fuori è il termine bandinea, però che se tante robe sui motorini una volta si poteva mettere che adesivi prima di tutto, quindi malossi, polini, tu quello che avevi messo su con l'adesivo racing. Mica ne avevo uno LKV Walter. Qui dei camion. LKV. Parte che se dice LKV in tedesco. LKV Walter. I camion, quelli I camion di Walter. Sì, quelli che fa trasporti. Tedeschi tra Mica l'altro. regala adesivo uno con attaccato su Vespa. Perché faceva figo? Sì, basta, fine. Basta, qui va. Ah, e che avevo bandiera del generale lì, caro versa. Ti domando neanche perché sulla Vespa è conto chilometri che sei, sul scooter è conto chilometri che sei. Non che sei? No. Conto chilometri sulla Vespa, come no? Guarda che so scooter, se te che avevi il carenin, quello del manubrio, Gli era non te stato. guardava neanche in faccia. Te che avevi da avere il manubrietto a cross, col mozzo diretto sul piantone. Ma scherzito,
La strumentazione a casa. Tutto via. Che aveva il mozzetto Tanto una sede legge è cromato. obbligatoria, Ma vero? va, no, ma no. chi sei che ha detto? Eravamo bravissimi a capire la velocità guardando gli alberi, quanto veloce che andava. Perché negli anni 80, quando che ti avevi un motorino, te dovevi mettere una roba tipo al manco, mascherina, madinè di plastica da drio, adesivi, KNE, taccai un fiato dappertutto della ferramenta che faceva tanto, ma no, Che poi faceva Easy coerere. Rider. Faceva tanto È come cartone sui razzi della bicicletta. Esatto. C'è sempre E un'evoluzione a da dar carta da fastidio. Ma è come, Qua come Moeta. tutto. Cioè, gli anni 80 era zontare. Te zontavi, copri i cerchi, copri i bandinesi, cerchi in lega. cerchi le spezzetti. Sì, speccetti non che parliamo neanche. Dopo la nostra generazione si sta a cavare. Più minimalista, meglio. Se sentivimo architetti, gli erimo degli ebeti. Ebeti, Sì, sicuro. manca Cioè, adesso ma comunque. tutti, anche negli anni 80, 2000, cioè tutti. Sì. No, ebeti nel senso stupidi, ma era una mania. Quindi che a mania te portava a spendere una barca di skate, a passare un fracco di ore, a non ricavare niente, E perché era quasi- soddisfazione e basta. Una ossessione. Sì, era una Cioè, a ossessione. me mi avevo vissuto così, mi è piaciuto talmente tanto che pensavo sempre. Solo che quello. Se avessi elaborato un sì o un bravo, vi domandaria anche se avevi mai messo un serbatoio ausiliario. Serbatoio maggiorato. Uff. No, ausiliario. Ausiliario. Uno in più. Ah, uno in più. Due serbatoi. Che te decidi o questo O stato. uno o che O altro, uno poi te che finissi uno te che altro. Anche perché ciuccia l'elaborazione, diciamo che Detto che mo fortuna di avere te che te si da un'altra generazione che ancora. esatto, insomma, perché anche sul motorino te puoi mettere a sé a lunga. Se te il ciao. Sai la Yankee A Giuliari. sé a Yankee o Giuliano, bravo, vedi? Cioè, sei le Royal, cioè, te puoi mettere delle robe che sono una Vespa, che si sa a sé, però te puoi mettere una Sea più bella. A Yankee. A Yankee, Che Vespa che aveva originale con gobetta, antifiga proprio. Sì. Se no te potevi comprare quella del T3 o se no se la Yankee. Quella col 66, Sì, col sì. quadrifoglio Adriano. Boh, Bianca. Invece mi notare che qui che aveva e scooter, anche tagliato col taglierin e con scotch, ma andava bene lo stesso. Sì. Era una roba... No, ora a me mi piaceva fare tutto. Cioè, il motore, sospensione, i cerchi, tutto. E palpebre. E palpebre. Cosa sei palpebre? Mi ricordo che... Spiegami cosa che sei palpebre, Praticamente perché sui booster, no. mica voi tre dei motorini, sui booster e sui Phantom anche, sui fanai davanti che aveva due faretti e se faceva palpebre cattive perché Ma come effetto è palpebre? praticamente se dei tocchi in vetro resina. No, aspetta. Stu che figura e qua ci attacchiamo al podcast, alla prima puntata del podcast Sì, giusto. che abbiamo il cartone gessista Panei e in vetro resina te che facevi ste palpebre cattive, palpebre da Panteron e pareva che te arrivavi e te eri il più cattivo di tutti, te parevi Batman spiga. Batman col booster. Sì. No, come puoi pissare a macchina il booster. quello. Guarda, tiriamo un attimo i remi in barca perché gli altri elaborano un passo, ma dopo alla fine cosa che fai il motorino? Te corri e basta, non ti puoi andare a fare le gare col motorino o non hai tu fare le gare. No, l'obiettivo. Aspetta, pian. Cioè, Cosa sai che si devo dire? I spaghi. I spari. Te fermi, tutti quei due che vanno a fare la gara, tre che non so quanti gli sia. Due che fa la gara. Te c'eri, te versi, chi che arriva prima di A? 100 metri te arrivi. Chi che arriva vivo. Chi che arriva vivo di A. Esatto. Esatto. Chi che arriva. Se non te grippi nel percorso, sì, beh, ovvio. Ma no, ma mi parlo di gare serie. Cioè, esiste campionati di qualche tipo o qualcosa? Esisteva una Sì, volta? facevi me grafiche anche con i motorini. No, poi ma- ispirato trofeo Polini. Sì, ma ne altri Voi altri erano non- dei poeretti, correvamo qua paesone industriali, ma che era gare, ma ossi, pollini ufficiali. Pista a carta. Sì, correva con i zippetti, parecciai, Mi blocco conoscevo. piazzo, a liquido, robe, scooter che volavano. Sì, tutte da Inese. Quel saponete, Sì, se no, saponete ci fa fare se pieghe no. col zip. Così scherzare. Ah, no, incredibile, come da grip. Madonna. Vabbè, termo che roba- coperto. Però sui poi con quinta scooter. marcia. Prima corta e quinta lunga. 130 pieghe. Gli era, cioè, gli era anche premi, quindi gli aveva, cioè, vinceva qualcosa? Allora io non so mai andare a una gara, sono Neanche da a vederle. vederne una volta, però non mi ricordo premiazione, te lo giuro. No, vedete che guarda solo la gara, frega niente della premiazione. No, mi guardavo le ombrelline. Ah, vabbè, dai. Scherzo.
ho letto, però non ho trovato testimonianze di grandi robe, voglio dire, non che sta un'epoca dove che se ne ha fatte tante o che ne sia state importanti che dopo che ha continuato. Penso che sia gare di minimoto, però che roba hanno, secondo me. Chi faceva le gare, che partiva con lo scooter da boccia, poi magari si spostava ad altro, quindi magari uno iniziava con lo zip preparato in pista a fare i tempi, appunto, e poi magari si spostava al motard piuttosto che a qualcos'altro di più stradale. Sì. Beh, Te come si a parlare in italiano, si no, a parlare di Sì, roba sta tecnica, roba. te capiamo stesso anche se non te parli in italiano, perché... Parole. sì, parole subito. No, visto che te come si a parlare bene, così pulito in italiano, adesso ti facciamo un test. Facciamo un test per vedere quante de Veneto te ne conosci. Perché se devi fare gare, te catti con uno de Ferrara, per esempio, magari te capisci anche. Ma se te catti con uno di Ancona, non te capisci È un mica. casino. Sono così. Quindi bisogna parlare pulito. E la prossima rubrica si chiama Quante che ne conosci tu? Abbiamo un pubblico che si deve spellarsi, man. Ho attaccato bene. Ho attaccato bene. Avvio la biretta. Oh. Ho finito per quello che ho finito il dialetto. Esatto. Allora, vediamo una serie di 10 parole, tutte quante in Veneto, e devi farmi la traduzione corrispondente in italiano. Rubrica molto semplice, che potrebbe sembrare molto semplice, ma dopo quando te che pensi dici, e questa cosa vuol dire? Perché dopo tutti i giorni, ma non so mia cosa che voglio dire in italiano. E non è semplice, non è semplice. Dai che andiamo. Prima parola, slimmegoso. Scivoloso. Unto. Gavidito bene. Scivoloso, viscido. Unto. Guarda che mi segno e mi faccio le crosette perché si sta bravi qua. Prima li vedo concentrare. Perché guarda che sei competizione. No, ma no, potete rispondere insieme mettendovi d'accordo. Ma non vincemo un cindro. Non ti vinci niente. Non è neanche puppassetti. Niente. Seconda parola. Descantare. Svegliarsi. Svegliare, alzare il livello di attenzione. Molto bene. Numero 2 indovinata. Terza. Desavio. Senza sale. Insipido. Area là. Pardon. Area là. E 3 su 3 indovinare, Molto bene. Quarta. Stramuson. Stralunato. No, un pugno, un sberlo. Perché ti tira tua mamma che sei indecisa a tirarti, vorrei tirarti un pugno. Ma invece... Ma a casa tirarti uno sberlone e va a metà strada, è uno stramuso. Lo stramuson, è una sberla molto potente, quindi. Non è uno stato d'animo. No. Ti tira uno stramuso. Un altro aggettivo, qua ve lo davo in declinare in due maniere. Macaco o macachetto? Ora, letteralmente è una scimmia. Vabbè. In pratica hanno altri 16 anni. Sì, sei un insieme mio. Sì, Betty. Quindi in italiano? Uno Perché insieme io sei sempre in Veneto. Sciocco. Quindi Stupido. un macaco sei un sciocco. Un giullare. Sì, dai, stupidotto che avevo messo mi, però vi ha fatto passare. Stupidotto non ci sarei mai arrivato. È buona, sì, dai, stupidotto, tonto. Che dire che fai un applauso perché siete bravi. Siete bravi, cavolo. Magari ha mai dito a guardarli così. Neanche a me. Numero 6, sustegare. Dare a rompere i coglioni a qualcuno. Dare fastidio a qualcuno. In italiano, pulito. Infastidire. Importunare il Infastidire prossimo. mi piace, bravo. Si è. Prima di vendere filtri vendevo dizionari. 8, numero 7. 8, 9, sì, 7. Parola da tradurre. Creanza. Grazie. Grazie. Quando ti si senza creanza. Ti si senza cosa. Sei senza... sì, buon senso, senza... Buone maniere. No, buone 5, maniere. 4, 3, 2, un aiuto del pubblico. Bontà. Creanza. Ai. Giudizio. Niente, questa non la passa. Cos'era, Arman? Dicela perché... Educazione. E a creanza se l'educazione. Però creanza. traduzione Sì, no, Garazon. Purtroppo- È vero. Perché devi contestualizzare. Forse se l'avessi contestualizzata ma ci io saremmo domani arrivati. sarei indovinato, sì, no, ci sarei- senti, ma Perché dovevo mi il si guavi dico. in qualche maniera. Ti si agna anche, cioè non so. Te si screanza, io arrivavo. Sì, vedo. Numero 8. Incandire. E ora, cioè, mi ricorda qualcosa tipo incalmà. Cioè, incandire uno... C'entrano i canditi, No. però in dialetto. No. Incarare la dose. No. Incandire. Te si incandio.
Cosa vuol dire te si rincoglionio. incandio? Rincoglionio. Nah, niente, non che sembra. Insocà. No. Vuol dire brusare, incandire. Incandire. Sì, te si incendia. Brusare, Se si un incendia. brusà. C'è uno matto, si incandio. Arso, si può dire arso Sì. in italiano. Ma arso senza niente da dire o No, arso perché brusà. Una roba incandia, una roba brusà. tipo uno che si chiama messa al soe. No, uno, haga una roba, un oggetto si incandio, anche una persona delle volte. Incandio. Giovanna d'Arco. Sì, era incandio. Cioè, Era incandia. Iaga incandia. Haga fuori. incandia, sì. Haga brusà. Niente. Oh, io ho inquadrato volte. No, quante Vabbè. che ne manca? Do. Haga questa se le Aia. declinai in due modi. Madonna. Lollo e lollò. Cosa vuol dire lollo? Che te sia un tortein. Rincoglionio. Che Te te sia sia un... in italiano te sia un tortei. Che sei un po' rincoglionito, un Sei un po' cappelletto. svampito. Svampito. Quindi Che te manca Con la un testa boio. sulle nuvole. che vuoi un aggettivo in italiano. Sì, Il pubblico dice svampito. goffo, ma puoi andare goffo. No, No, goffo. Smemorato, imbambolato. Uno lollo, cosa sei uno lollo? Uno con la testa sulle nuvole. In un aggettivo come si È può lollo, tradurre? sei quello che sei impacciato, che non sei in buon di fare una roba e che sei poco sveglio perché non Umona. non è buono. Umona. Si può dire anche mona, però mona sempre Non è italiano, sempre veneto, niente. Una cosa è solo anche questa, niente. E ultima se facile Eravamo perché partiti sicuramente vi altri ragazzi che snappa i fossi tutta la giovinezza Sì. è ultima se negoza. Oh, E a negoza, cosa sei a negoza? E a negossa. Aspetta, Roba che è Fossi. nei fossi. Fossi. Pippo Fossi. Può essere o Pensa. tipo Cosa sei a negoza? Alghette È un oggetto, verde. dico solo che sia un oggetto. Dentro i Sappa fossi. qui ha fatto a tipo a tirare su. legà ai brentei, ai fossi, anche ai fiumi, anche al mare se vuoi, ma Ma tipo mucilagine. è un oggetto. No, è un oggetto. È un oggetto. Una sonda. No, E- questo è aspetta. lo steo. E a negossa. Sì. È negossa. Questo è un falsino. Però ora, etimologia, negossa che se nega. Giusto? Sì, va dentro l'acqua. Oh, perfetto. Qui va dentro l'acqua. Una nassa. Quando vai a pescare No. coi tosi e il guadin per tirare sui pesci. Bravo! È il guadin. Pippo, Grande! Oh ragazzi, qua siamo dio battere ogni record. Ise 7 su 10. Che non Che tira su un paro molto, del tank. oltre la sufficienza, ma molto bene diria. Molto più che altro. Più molto. che altro, molto. Quindi che si preparai se in dubbio. 7 su 10 è una roba straordinaria, non mi capiterà mai più, penso. Farò 100 puntate di sto podcast, ma 7 su 10 è veramente tanto. Poi un altro blocco di domande dopo una rubrica e concludiamo. Why? Che avevo mai fatto durante una elaborazione un errore che ti dici adesso butto via tutto. È a prima elaborazione. E a prima. È a prima. Ma non ho detto durante. Adesso butto via tutto. Go montare convinto. Go in pissare, go montare il pistone storto, se spacca e fasse. Oh. E a prima, subito. Subito. Montare il 75 DR, spacca fuori tutto. Skate, buttai via tutto. Sky del mio nonno, buttai via, basta. Tu nonno che essere sta pieno di skate, motorini, skate per elaborare, cioè io ti rendo ciò. Non pare che No, mio nonno vendeva gomme. pensavo filtri del Ducato, non so no, perché. mi filtri, io gomme. Comunque è vero che te incordi solo dopo, c'è il problema Ti sei dell'elaborazione. convinto? Sì, ti sei convinto che va bene, dopo te parti, te tiri a prima verta, Esatto. perché fa proprio questo rumore qua. Mi guarda, godo avere in camera da qualche parte un piston con un segger ancora stampa in parte e mi ricordo che inizio da roda ma talmente tanto fisso che mi so cagato addosso, ho detto, so che c'è qua è stato incredibile, bellissimo. Adesso che sei internet, no? E te puoi comprare la roba online e ti arriva a casa 24 ore. Però una volta chi ero il fornitore di fiducia? Xillo. Beh, abbiamo salito effettivamente, ma sì, ma e botteghe che No, era? te andavi in bottega, cioè te andavi su rettifiche, spaccargli i coglioni. Moto 2000. Poi te entravi dentro, mi ricordo, entravo in rettifica e mi guardava come per dire che cazzo vuoi sto boccia, maledetto. E che assavo sti cindri che poi mi diceva ma butta via tutto se scoasse. E tra l'altro uno dei tosi della compagnia con cui andavamo via, suo papà che aveva una rettifica, quindi cioè erimo graziai da Spirito Santo perché Ciao. se me guardava che buttavamo su sti cindri col martello, dicevo ma ragazzi ma che cazzo io devo fare? 3 dadi su 4.
Sì, si ha trovava quelli che davano i Roiana in consigli giro. dopo alla fine. Cioè, Però che era già subito.it, Mi tanta roba che ho tolto su subito da altra gente. sì. Eh sì, Secondo perché me dopo rubava e rivendeva. può essere, ma tramite Cioè. subito te trovavi il contatto. Perché te cercavi cilindro 70. Boh, te andavi a casa sua, questo te mostrava, il che aveva scatoloni. l'inferno. Per cui era come Il trovare. paradiso. Era un terreno vergine. Un'altra miniera d'oro scoperta. E te andavi Sì, avanti vero, finché sì, non vero. E i finiva. mercatini, quelli tipo Brusine, che robe No, ha. No, mai, in Cueade. mai frequentai. Incluso in Cueade. Sì, sono in Cueade. Cueade. Cindri, Gripaisterci, Macai. Io mi ricordo È un classico. il parcheggio di Ascoa, cazzo. Cioè, il parcheggio di Ascoa. Aspetta, lo spazio il parcheggio di Ascoa aziendale, era una praticamente. figata perché nella scuola dove che ero mica, era sto parcheggio con intorno tutte finestre dei classi, quindi ti arrivavi a mattina, Ricordiamo era la scuola? tutti là e il Marconi. Il Marconi. Padova. Padova. Esattamente, qua a Padova. So che il parcheggio de merda, che era quello che, ti te che è il Phantom, mettete 4K, ti te che è il booster, mettete da. E dopo che era compagnia chi veniva da Cambroso, che era compagnia di quei che veniva da Codiverno, capito? Tutto così. E era proprio là a ricreazione che Scusa, te in facevi ricreazione andavi a amicizia. pissare i motorini? No, te Madonna. facevi amicizia perché perché tite che sì. quello, tite che Sì, monta che quello vedi- marmita dove gatto che trova effetto scambio, mi te dà col 70, tite magari dall'80. Però qua bisognerebbe tirare in bio una figura profetica. Una Chi? specie di santo, tra l'altro 4K. Un guru. Un guru, meglio, un dio, un messia. Tega. Lei è un ometto ancora operativo. Operativo, Avrà operativissimo, ho visto 145 ancora. anni. Cosa Qua. grazie. E... Qua vuol dire dove? Volta Barossa. Qua, attacca, volta Barosso. DA. Qua, DA. DA. E ha Che è un'officinetta. una bottega abusiva. Tanto si Non sa si che può sia dire. Sì, vabbè, tanto io sa tutto il mondo. Se puoi dire. E io che aveva Non è ga abusiva. e montagne dentro. Montagne dei cilindri, montagne di marmite, montagne cassè, dei così, carburatori. Ti te andavi Ma là. perché la montagna di roba? Perché sei un Perché accumulatore. Sei un accumulatore Sei un seriale di accumulatore roba così. allucinante. Ti vado a Tega, finché esiste ancora, va a vedere. Gatto scooter, no, vado a te lo stesso perché sei un posto che te che da visitare. Esatto, Io ne ho però- visto tutti. Cioè, sei un Te che posto domandi, assurdo. Ghetto, tocchi motore Minarei. Potrei farmi sponsorizzare da te. No, con idea di no, Non sai che la sponsorizzare neanche a EO, figurate. Se è importante non domandare i minerei. Butta via che c'hai. Ti spuso, via qua, ti spuso, corri via. Siete Tega, Vedo, anche il Tega. pubblico conosce Tega. Non te sentimo, aspetta che arrivo. Aspetta un attimo che Aspetta che arrivo, vedo che il arrivo a pubblico Tega. conosce anche a Tega. Tega era una persona diplomatica. Quando andavi là, te provavi il motorino dopo averlo fatto sistemare e te provavi piano e arrivava e diceva no, te che tirare che anche i pei a figa. Le perle. A parte bella di queste robe qua, se che dopo chi che ha vissue, conosci i personaggi, solo dica il nome, te un remember in Sì, te assoluto, sei verso il mondo. subito, un Tega, Stargate. non era Tega e basta, era Tega, Scaglion, El Barba, tutti i personaggi che giravano intorno, e il vecchio con la gamba rotta, con la pecar che smontava con la stampaia tirando porchi. Vedete che si ricorda tutti. Tutti si Tutti, ricordano, perché Scaglion che faceva il ladro. ma io che facevo Non naso. sei un'officina quella, sei come catarsi a un bar, so che invece dei bire che sei i cilindri. Sì, ma dei un bar Vespe. brutto però. Tanto brutto come va. Madonna. Sai che i personaggi che ti speri che non mora mai perché te che hai sempre No, ma lui bisogno. terrà Adesso pari in se piedi morti. l'officina fino al 2300. Perché non ha mai fatto il salto di qualità sti personaggi? Il salto di qualità vuol dire perché non ti hai aperto fare il meccanico? Perché che va ben così? E se è giusto così? E se è giusto chi resta a casa? Ma per cui è il top della qualità. Sì. Cioè, uno che ti dice, sai tu perché mangia caramelle? Perché quando che cavo via canetta dal SIPA e il tastava a Michelle per sentire se era grassa o no, dopo mi resta gusto di merda in bocca a mangiare caramellina. Cioè, lui saiava a Misea praticamente per sentire se ma non era... è che masticava dito i sempre quello canette. che resta piccolo. Vabbè, sei un genio, appunto. E lavora Secondo me- ancora comunque. Sì, Che comunque, avrà 150 anni, ma lavora ancora. È un secondo grande. me comunque a giudicare dal numero di mesi che spariva negli anni 80 e 90, secondo me è una roba bianca, roba comunque. Molto spesso i ciavava i motorini e li vendeva a tocchi. Sì, beh, guarda, a me il mio cazzo va il motorino. Sì. Che non vuoi tre, ma quello del mese il mio cazzo va. Gli era un Phantom bellissimo, stupendo. Perché te mori quando chi ti Sì, sono morto perché guarda, che scooter là mi sono tenuto, ho tolto praticamente nuovo, il mio ga comprà nuovo.
il mio che comprare nuovo perché da dentro che Liberty marzo che avevo. Che scooter ho tenuto un anno. Fa conto che un paio di giorni prima che mi rubasse, che abbiamo fatto coi tosi su un garage di un amico, una 48 ore alcolica che avevamo 16 anni, che avevamo birra scadente e via andare. Sì. E che abbiamo fatto sta Allora, 48 Brix. ore in cui abbiamo messo su il cilindro e scarico e l'aspirazione. Comprare la tega. No, no, per niente. Insomma, finito sto cilindro che abbiamo detto, dai che andiamo a fare il rodaio. Andiamo a una sagra. Non si fa. Vago a fare un giro alla sagra, muovo lo scooter davanti a casa del mio amico, torno, non era più scooter. E ne ho tirato tante, guarda che sarebbe stato tanto mai che a volta. Mio papà mi I tegate in duo. copate parole. Come si suol dire i tegate in I duo. tegate I tega in duo. visto arrivare che ha detto questo qua va via, vai Gabi e adesso suare. zappa, E va. adesso che avevamo il motorino. Appena messo il cilindro, nuovo. Che aveva appena fatto un 70 lavoretto. 70 top pressing era che a volta. Ancora segni Boras. rettifica. Ancora segnare rettifica che mi cacciava. Vabbè, e parliamo di velocità ora a sto punto. Top arrivato, picco massimo di velocità raggiunta. Secondo Ma velocità non era... Non era importante. No, cioè tutti se Buttava dicevano pesse. facevi sboroni, mi 120. Sì. 105 km orari. 105 con la Vespa. No, misurai in parte da mia nonna con Aigo. Tua nonna misurava la velocità e Tra ti te correvi. battaglia, perché correva sempre attaccato a destra, a parte a mura. E mi in Vespa in parte, e non è che ho detto nonna misuriamo a velocità. Se brutto ebete dove sei che te vai a 105 ore che ti ho visto te vai a superare tra la battaglia. E mi no incassare perché mia nonna mi aveva contento perché ho visto che effettivamente faceva 105 km orari. Perfetto, diria. A nonna complice. Ma prestami tua nonna. Che so senza Sì, conta però andava via chilometri. i 105 non te grippi, scusami. Tanterissi è un grippaio. No, una roba fatta bene, avevo il motore perché Hai detto mai grippavo. tante volte tante qua è un volte. motore. Se- Quante volte? ognuno più o meno. Perché il discorso era 16 anni. Ho trovato una Vespa 125. Mi pagai la patente del 125? No, benissimo, perfetto. Ho comprato il blocco del 125 da mettere sulla Vespa 50. 125, no, 130. Carburatore, scarico, rapporti. E là ho provato, per cui te partivi da una Vespa già più potente e basta. E te andavi? te Sì, andavi, invece velocità non ti ha mai A me interessato. che scooterai che avevo sempre conto chilometri rotto, ti dico la verità. Forse se arrivai ai 100, ma a me non mi interessava. A me mi piaceva fare Attualmente non mi impenate. interessa. A me mi piaceva fare impenate. Cascavo 4 volte su 5, però a me mi piaceva farle. Fa il brivido. Grattavo tante carene, esenoci, carene, culo, esenoci. Sì, perché anche comunque un scooter con te caschi e che ha tutto vetroresina, se spacca, va a Tutte tocchi. vetroresina si spacca, ma per me era delle opportunità per sistemarlo meglio a volta dopo. Quindi passavo 2 mesi in garage a grattare ste carene marse che non era più niente, attaccare che vetroresina in cima, solo per andare a provare a rifarmi in penade, per cascare da nuovo e per rittaccare. Una mattina ti ho detto Sì, è una mattina, infatti. Come 3 anni fa comunque. Senza andare in Rio da 20 anni. Ma adesso voglio dire, se uno va a partire con l'idea di elaborare, che vorrà, è il minimo che ti puoi spendere per fare una roba, per ciappare 20 km. No, secondo me dei pressi è impossibile. Se è possibile partire. parlare dei prezzi. No, è Ma impossibile neanche partire dai pressi perché... Neanche con i kit, Ma i adesso- kit che ti vende allora- è robe base, no? È a monomarca. non so se poi è un ti kit ricordi. Perché tu ti Vespa stai a parlare di Siemens. roba nuova. Cioè, no, al manco, tre quarti di roba era no usà, strausa. Sì, anche a me Per andavo a cui comprare roba usata. il motore ma che forza. secondo me che all'epoca era Perché siamo perfetto, poveri alla fine. Cioè, quello è il discorso. che avevo speso, non so, 150 euro, che per me era una roba Ma cifrona? fuori di testa. Comprare tutto subito, usà, a marzo, onto. No, infatti Poi era... rettifica, metti a posto. No. No, già comprato, che dopo funzionava. cosa spaccava e ora Per te andavi a porti- rettificare quello che era bisogno di fare. Ma infatti Resto, era questo il Roiana. concetto, cioè che te cattavi a roba usata, ma perché quei che avevi Sky i facevi i capricci che avevano una roba meglio Sì, e ora ma ti poi trovavi... guidati dopo ti è roba giusta, ti capiva i scartavetri prezzi via, perché giusti. c'è gente che non ti interessa frequentare, perché è il motorino super Era tappato. dei fornitori. Esatto. Oppure te fai amico perché dopo io vendi che i qui che ha passione un po' poco di tempo dopo che muoia. Sì, Sì, ma Sky. io personalmente non sono mai stato così cancro, però mi sapevo che andavo da quello che tanto ogni 2 mesi cambiava il motore, sapevo Ecco. che gli era trattato bene tutto perché tanto io spendevo Sky anche a solloio e quindi mi andava Castro. bene. Cosa meglio da me fare a misea? Adesso è una domanda stupida.
Ma ora dipende. dipende, perché che hai detto- risultato è che te dipende. vuoi ottenere? voglio... Prestazione o profumo? perché anche il profumo che ha la sua importanza. Prestazione, Bardal. Bardal Castrol. Non diciamo che... Profumo, ipone, gusto fragola. Zeloio che se Come brusa. gusto fragola. Sì, e se te brusa metti fa il gusto l'ippone. da Drio. Ti puoi mettere anche Aspetta. su del spogliatore, te grippi anche a macchina te tosia. Ma come gusto fragola? Guarda che non sei mia autopista Fragola, dei Big sagre. Bubble, mango, Ma sì, vuoi menta, scherzare? te lo giuro. Menta. Sì, Ma va a guardare che sa da catalogo menta. ipone, i faioli, Ipone. i se brusa e fa una spussa da Drio, da roba che te vuoi te. Non sai che lubrifica il cilindro, fa solo profumo. Scusa, ammette che Te ho io compri- ho io i semi di mais, così pare frittura, dimmi un po' a sto punto. Frittura del pesce. Frittura del pesce, cioè non so, Lo scardovete dentro il serbatoio e via andare. non lo so, cioè, vabbè, beh, domanda magari assurda, però l'olio... Comunque guarda che l'olio è come scarpe, uno si trova bene con le Puma, st'altro con le Adidas. Cioè Ognuno che ha c'è il suo. poco a fare, che siete io che uno dice no mi il Bardal, mi il Castrol, mi uso Royal Purple, Sì. mi doppero il Berrei. Royal Purple. Mattega Sì, cosa sì. diceva però? Mi faccio solo due tempi. Vado, motore nuovo, olio sintetico. Non mi rega, merda, sintetico. 100%. Gli altri quindi tutte robe diciamo superflue perché hai detto già cavare, quindi non avevi robe superflue, so un tipo di Si elaborazione. dobbiamo parlare del portapacchi. Portapacchi è prima roba che te cavi. No, beh, Mica ne avevo cavi dopo. anche i ciari se te vuoi, cioè, Ma ma però dopo ti puoi fa più andare via targa. da notte, come freddo. Cattari frangenti, via subito appena che ti porti a casa il motorino. Ma quando chi te ferma e te blinda subito, Guarda sto Semo, questo scooter. Sì, te che fai peccare. sì, infatti immagino. Sì, Te te che fai peccare. Sì, ma te catti con cancaro. Non sai che te che fai peccare proprio a tutti. Misto sta fortuna, fin adesso Ah, sta ok. fortuna. Mettiamola Sì, no? Adesso che sei Waze. Waze è un personaggio mitico che ha... No, Waze sei il navigatore. Adesso Adesso siamo fare più- strade dei campi. Che sei Waze? Quindi te eviti tutti? No, adesso no. No, una volta? Una volta guardavo distante. Avevo sempre una via pronta a destra per girare dentro. Sì, queste rate. Solo strade che conoscevo e basta. Se una strada non conoscevo, che sapevo che era una via prima del punto dove non la facevo. Per andare a scuola facevo 40 km, era 3 km a casa. Abitava a 2 km da scuola, ma ne faceva Esatto. 40. E a strada serrata te affasevi perché gli era bello. Ma non te avevi però di attacchi, quindi te facevi con rode lisce. Quando gli Sempre. era curva a gomito, Sempre. te cascavi per terra. Che figata. Ma Che hai mai bei fatto tempi. incidenti dove che te hai coinvolto qualcun altro? No. No, ti sì. Però no, con Però Vespa. cioè, lei te controlla il meso a quel punto, è No, assicurazione, con una robe. motorea, con una motorea che avevo da cross a parte a Vespa, sono andato dentro una C2. Dentro una C2, e quella della C2 cosa hai detto? Che aveva più paura di me. Sì, beh, te che hai visto spasemare. È un Fiatin, però alla fine era colpa sua tanto quanto mia. Vi si messi d'accordo. No, se come ho messo in parte a strada, era ancora ai tocchi se passa il tram, qui che se restai i gaschicciai e Porca. basta, fine della fiera. È una storia bellissima. È una storia bellissima, davvero. Via Guissa davanti al negozio Vodafone, che sei BNL adesso, e un fruttarolo. Ogni volta che te passi per penso che te abbia un colpo al cuore. Madonna, anche se noci soprattutto. Che ti fa ancora mai il menisco. sì. Gli altri che avevo mai sentito questa leggenda, te sequestra il meso e te taglia col caneo. Da Ne- altri non esiste non sta è roba. vero. Non è No, vero. è una cagata. È una cagata. Mai Sì, sequestra- se per farti sapere paura. Sai chi che dice? Tua mamma. Tua mamma perché sa che te vai via con un battereo parecchiato che va da fare 50 ore che ne fa 100. Quindi E sa che te pensi solo al gruppo termico e non ai freni. Cioè, esatto. E amoroso non te ne avrai mai. Amoroso non te avrei mai. Era qua. Sto paro disgraziato. Che dopo aveva tutti quell'amico che aveva ritirato il motorino e de notte lei entra dentro sua caserma della polizia che tira fuori il motorino. Tutti E che aveva lei quell'amico era. Tutti quanti. Sì, tutti. Ti avevi tu? Ah, Te ieri ti? Uff, no. Se leggende metropolitane. E invece di queste robe che circolano adesso per strade, cosa ne pensiamo? Mezzi elettrici. Se devo parlare dei monopattini. Mono- Se io devo Monopattini. parlare con altri, scusa. Mi altri mi Biciclette. piace spusa rizzinato, mi Biciclette. sa. Guarda che adesso che mo so roba a nafta. Naftaina. Siamo passati a nafta. Aspetta, domanda che non avevo fatto, ma sì, ho mai fatto missea con altre robe che non fosse benzina da buttare dentro il serbatoio? Perché i secchi ricci che uno prende, dice questa roba qua può incendiarsi, tipo a triellina, tipo è a graspa, che ne so, l'alcol con i panettari mobili.
Sì, però che ne sei proprio poche che funziona. No, Effettivamente. no, perché a camera di scoppio con te fai missione dopo No, non è il problema a camera di scoppio, è il problema che ti tocca tirare su la candela, sugarla con l'accendino in brusea, e dopo gratte con spassoletta a ferro, metti su, te rischi di spietare a testa. Guarda che sei pensieri, Che roba Ecco, là niente, che che abbiamo fatto? Abbiamo fatto un mix di tutta la roba che poteva ciappare fuoco. Che abbiamo fatto Tipo alcol rosa. sì, alcol triellina appunto, perché pensavamo che Carton. la triellina che aveva spuzza a petrolio, pensavamo che fosse una roba che poteva ciappare fuoco e quindi che poteva entrare un fianco da qui. Come sta adesso lo scooter o il mezzo? Era un ciao con una Vale. proma a tubone che faceva scarico in alto. In alto. Easy Rider. Giallo rame. Mio amico dal cavalcavia dal Dove a Camponogara, viene basso a quelle gambe buttate da sopra sul portapacchi del ciao. La sento. Esatto. Continua Arman, la sento. 100 metri. Tanga! Inciodà. Inciodà Che e figata. roda ferma, bloccata e frenata, testa coa. Arman, dici che fine ha fatto quel ciao? Butta via tutto. Trai nell'umido. Sì, che aveva dei righe, penso. Che aveva tipo strisce. I segni scolpiti Sì, segni zodiacai dalla incisi. vostra scelta stupida. No, però l'idea di mettere un carburante particolare, perché niente era l'idea di... Capito, presente gli anni 80, gli era emissioni spaziali. Poi dopo uno si è anche a scioppare in diretta, mi ricordo quando ero di guardare la televisione. L'idea di farsi il carburante, dici, potrò andare a lavorare a NASA e invece te nasavi e basta, ste porcarie che te facevi. Non era Scusa, niente. ricinato. Sì. E minimoto, che avevo mai corso con i minimoto. Diciamo professionalmente no. Gli era facile impenare, perché non so mai sta buon impenare in Vespa. Però mi da sta minimoto, che minimoto era buon impenare. Finché non mi so posare con tutti e due i zenocci in braghe corte sull'asfalto come due minimoto. Boh, posto. Fine, basta Fine finire la l'esperienza storia. del minimoto. Beh, figa. Questo che ne do in bottega, ma mi basta. Sì, mica no, do in bottega, mega, sa un cliente che neanche io do per altro. Mega anche ha detto, mette in moto, fate un giro, vara che peppo, Ho provato a sedermi sopra, ho visto che non che stago, e ho detto no, mi Ci sta mando io per qua. quello. Sì, non che stago, dai, a mini moto, se mini, va bene, vai puttei, mini, Infatti, mini per quello, moto. però è un'introduzione al mondo dei motori per i No, potei i diesel, piccoli. mi non ho mai provato, quindi non posso portarti esperienza diretta. Però i diesel che effettivamente te senti l'handling di questa moto, cioè te senti come che Cosa sia un funziona. handling? Maneio. Il maneggio di questa moto, cioè te senti che frena. Perché deve avere va via. possesso di un mezzo, Sì, quindi te senti che Sì. te si può governarla e poi dopo portare qualcosa di più goderti un grande. attimo la roba più Secondo me è una importante. cagata, cioè a me non so, Non non te- è vivo. non te convince No, tanto. non è vivo. Però è invece tipo passport e motocross per i bocce. Qui può essere una roba Era più motocross interessante. per i Ma bocce la sono Gutti una figata. Grizzly. Il Grizzly Ma che la Gutti sogno. Grizzly. Ma si può Che mettere sogno. che andare per strada? con quella No, roba? non si poteva. È Il l'unica sogno roba che è tocco il per mio terra, cazzo. di Non ogni posso neanche toso andare 30 via. anni. A te Arman te vuoi riassire Io odio e moto quelle grosse tipo i chopper, roba che non tocco per terra, maledetti. Dite voi una moto bassa. L'assetto più ribassato che sei, ma Un una moto chopper. non che stavo per terra. No, non tocco. E ora, poi siccome sei non pesanti. siamo buoni sbassarte in moto, te slunghiamo i gambe. Mi tocca rompermi gli ossi. No, non va bene. Dai ragazzi, andiamo verso la chiusura. Facciamo l'ultima rubrica, dopo se salutiamo e Vai. vediamo appuntamento per la prossima volta. Questa è una rubrica un po' sempliciotta, però Goccaro falla perché vi vedo preparati. Se parla de pasta asciutta. No, sì, magari te vorisiti. Allora, è una rubrica se convinci che altro. Bevi un gessetto di birra perché dopo avevi bisogno di essere concentrati. Lo bevo a me. Rubrica convinci che altro. Una volta nella vita che capita a tutti che ti ferma. Uno interpreta a forza dell'ordine e che altro interpreta il ragazzo sprovveduto che si è fatto beccare. Tutti devi interpretare uno e che altro. Ah, ok. Avevi un minuto di tempo e forse l'ordine vi domanda è ora. E ti te che a dire cosa. Però ti da trovare una maniera simpatica e anche convincente e fantasiosa per farti andare via. Passarti andare via. Chi è che fa prima il motorino? Vai, chi che vuoi Dido? Tacca Enrico fare il carabiniere Boh. o il vigile urbano. Cosa ti piace di più? Buongiorno. Salve. Favorisca patente il libretto. Li ho lasciati a casa.
In che senso li ha lasciati a casa? Che stavo andando a scuola e me li sono dimenticati a casa, ce li ha mia mamma. Ma che scuola? E quest'anno linguistico. Ma se lei ha la barba, ma che scuola sta andando? Una scuola. Ma con questo mezzo lei che ci fa? Io con questo raggiungo il luogo dove mi istruisco e torno anche a casa dopo e vado da mia amorosa Mi scusi, ma perché le ruote sono così grandi? per vederci meglio. Allora perfetto. Allora perfetto, si ricordi la prossima volta di portare via i documenti. Ci mancherebbe, mi scuso, grazie mille, buona giornata e buon lavoro. Grazie, arrivederci anche stasera, buona serata. Te sia un paracuia, te sia un paracuia. Buon lavoro. Adesso te voglio T è ora e ti te che a spiegare adesso. Vai. Buongiorno, Varoisca Badente il libretto. Ma scusa, aspetta, ferma un attimo. Ma perché che vi sempre da fare il meridionale che domanda il patente libretto? Tutti do. Perché? Ogni volta è sempre sta Gentilissimi. del mezzogiorno. Del mezzogiorno d'Italia. Vabbè, dai. Ma però ti domandi, però devi scusi, essere... ma da dove vieni? Al carabiniere veramente? Te che fai amicizia? No, ma sì, a Ti 8 ho più o sentito meno. a Reggia che non siete di tu di sta zona, insomma, dai. Comunque, se te viene bene, fa Sì. il carabiniere del mezzogiorno d'Italia. Buongiorno, spenga il motorino e Varoisca Badente il libretto. Sì, un attimo. A te, dove sei che cosa? Stiamo qua tanto a cercarli, allora chissà il resto come sta messo. No, perché nemmeno cosa sotto sé, perché ho messo i ricambi, si spacca. Lei come si chiama? Enrico. Signor Enrico, allora favorisca i documenti velocemente che facciamo un controllo, dai. Ora, se vuoi con una foto, però... No, mi serve il documento vero, col titolo di viaggio si va in giro, con il se mezzo. vuoi, sai che cosa... Chiami la madre, va, chiami la madre. Prestami il telefono, non so se capito. Caputo il telefono! Mamma, ciao, ascolta, i mega fermare qua. Come sai che stiamo io? Io mi chiamo Cagaggio Umberto. Dalla polizia municipale di Padova. Mega fermare uno vestito di blu. Guarda, strisce rosse qua in parte. E il vuri al libretti. No, carabinieri. Che mandi una foto, telefono carabiniere qua perché mega fermare questo scooter e ne voglio stare andare via. Scusi signor, cos'è che sta? Allora facciamo una cosa, il motorino lo teniamo noi. Mia mamma mi ha messo sul telefono, Il motorino lo teniamo noi. Poi ci sta l'autobus, lei va a scuola che intanto sono pure le 8:30 di andare a scuola. Sì che a me mio cazzo va, Io se sta meno accondiscendente e te lo porta via il motorino. Vaffanculo. E ci attacchiamo pure oltraggio pubblico ufficiale. Bravo Enrico. Vabbè, abbiamo capito. Allora, chi che se ne sta qua del pubblico, un bel applauso perché Enrico e Filippo il Segal presta e tanto domandiamo scusa ai vigili urbani di Padova, a Caccaggio Umberto che non so neanche se esista, spero di no. Ma è un lavoro complicato. Diciamo complicato perché cosa dire che da un certo punto di vista non vi hai capito. Non vi hai capito chi era qua il coglione che adesso è cuevo. Dai Aria, siamo stati ospiti stasera del Baracca Ponte Sanico e vediamo appuntamento per la prossima puntata al lunedì prossimo ore 18. Vai, andiamo! Ciao ragazzi, dai Aria! Aria, no io. Dai che hoio anche sto voi. Dai che hoio. Allora qua, picco e a prova. Abbiamo Enrico e Filippo. Enrico, da dove vieni? Mi vengo da Padova, qua da Ponte San Nicolò. Avete, ecco. Vedete, cosa da tenere il microfono alto perché ho fatto zona cappella. Mi so qua da Ponte San Nicolò. Posati proprio sulla bocca e parla con la bocca posato sulla spuglia di caffè. Perfetto. Come te devi fare un bocchino? Magno. Mi stacca tutto. Ok, questa qua teniamo buona perché c'è tante merdate.